capacità, 4 uomini di equipaggio, 3 uomini di equipaggio. In quello iracheno. In quello iracheno. Cannone da 120 l'Abrams, come già abbiamo visto, cannone da 125 il T-72. In più possiamo dire che il tiro efficace contro carro è 2000 metri per l'Abrams, 1500 metri per il T-72. Ancora la potenza, 1500 cavalli l'Abrams, 780 cavalli il T-72. Hanno però dei punti in comune i due. Per esempio hanno il sistema avanzato di tiro, cioè possono agganciare un bersaglio in movimento e sparare anche in movimento e rapidissimamente un certo numero di colpi. E hanno una dotazione pressoché simile di munizioni, solo è la dislocazione che è diversa. Nell'intorno della torretta, che rende quindi pericoloso un po' la distribuzione delle munizioni, nel T-72 iracheno, invece in questa parte posteriore della torretta per l'Abrams, e sono separati, i proiettili sono separati dall'equipaggio da una spessa lastra di acciaio. Questo dà maggiore sicurezza all'equipaggio. Non parliamo delle corazzature, che ci vorrebbe una serata apposita per parlare delle corazzature. Possiamo dire che tutte e due hanno l'aria condizionata, sono tutte e due possono... C'è l'aria condizionata? Aria condizionata in entrambi, hanno la possibilità di non ricevere le radiazioni e la contaminazione biologica e chimica, hanno, come ho già detto, il sistema avanzato di tiro e hanno il puntamento notturno, le camere termiche per il puntamento notturno. Ecco, al di là di questi dettagli tecnici chiarissimi che lei ha esposto, chiarissimi perché li ha esposti in maniera chiara, il giudizio complessivo suo qual è sulla potenza dell'uno e dell'altro? Beh, io dico che sono due carri. Certo, nel combattimento d'incontro questo carro può agganciare l'altro ad una maggiore distanza e questo sicuramente è un punto di prevalenza. Per quello americano. Per quello americano. Però questo ha una maggiore autonomia, ha quasi il doppio di autonomia rispetto all'altro. Questo ha bisogno di essere rifornito di carburante quasi a metà strada rispetto all'altro. E allora diciamo che si equivalgono sostanzialmente in una battaglia campale? Beh, questo pezzo è meno preciso di questo, quindi io direi fra i due c'è una leggera prevalenza dell'Abrams. Leggero vantaggio per leggero vantaggio dell'Abrams, però a questo punto uno dice ma quanto costa? Ecco, il T-72 costa la metà dell'Abrams. Ho capito, ma allora a questo punto, se il vantaggio è leggero da parte americana, chi deciderà dei destini di questa battaglia? L'abilità sempre umana nel guidarli? Qui soprattutto è il grado di addestramento degli equipaggi e soprattutto lo spirito di iniziativa dei comandanti, la validità dei comandanti nell'impiegare questi mezzi nei combattimenti di incontro, come si dice. E sarà la fase cruciale. Noi oggi abbiamo sentito dire che sono stati distrutti un certo numero di carri, che 80 carri si presentavano contro alcune truppe avioportate che si erano appena sistemate a difesa in un determinato posto. 80 carri sono 2 battaglioni carri e non erano sicuramente della Guardia Repubblicana, data la posizione da dove venivano e la posizione dove si è svolto questo combattimento di incontro. Dobbiamo ancora assistere allo scontro dei carri con il sussidio degli elicotteri, con il concorso degli elicotteri, degli aerei e delle armi contro carri. Ecco, a proposito di questo, per concludere e per cercare di capire meglio come potrebbe svolgersi questa battaglia, sappiamo che l'Iraq non dispone di una aviazione, o comunque non ha un'aviazione all'altezza di questa battaglia, mentre invece sappiamo che gli alleati hanno un notevole potenziale aereo. Questo fattore sarà determinante secondo lei? Sì, questo fattore è stato determinante in passato e lo sarà anche in questo caso. Poi sicuramente la prevalenza aerea, la maggiore disponibilità di elicotteri d'attacco, li hanno anche gli iracheni che fino adesso non li hanno mostrati e sono di pari capacità rispetto a quelli americani. Il Mi-24 contro l'Apache sono pressappoco alla stessa altezza i due sistemi d'arma, ma poi assisteremo naturalmente allo scontro delle vere formazioni corazzate e lì si vedrà sul campo. Ho capito. Grazie generale Simoni.